Allora cominciamo, buongiorno a tutti, ben arrivati, non mi aspettavo che foste così tanti con questo caldo e quindi penso che siate coraggiosi e soprattutto amici di Paolo Legrenzi, che è una personalità ben nota in città. Il libro di Paolo è apparentemente facile perché lui scrive in una maniera impeccabilmente semplice, ma non bisogna mai fidarsi troppo. L'intelligenza del futuro, perché gli algoritmi non ci sostituiranno. Questo è un tema delicato e affascinante che Paolo analizza prendendo in considerazione il problema creativo, la creatività, prendendo in considerazione la coscienza e come si costruiscono i modelli mentali, e poi va nel tecnico parlando di algoritmi e scorciatoie e di intelligenze che sbagliano. E poi conclude con un certo umorismo che l'apparenza inganna e che infiniti sono i mondi per provare l'intelligenza generativa. Poi c'è una dedica che non si capisce cosa voglia dire, perché dice alle zitelle, empatia e intelligenza. Me l'hanno chiesto. E questo la dovrei spiegare con dovizia di particolari. Io credo che sia un libro molto utile e molto interessante, anche se vi confesso tutto il mio scetticismo in materia. Cioè credo che ancora oggi siamo all'inizio di questa, voi poi sentiremo cosa ne pensa Paolo. Credo che siamo all'inizio di questa avventura, anche se mi è venuto in mente, e chissà se Paolo ci aveva pensato, al golem di Praga. Ci avevi pensato, però qui non parli del golem. No. Beh, il golem però è un tipico prodotto della cosiddetta intelligenza artificiale, pur essendo mitico. Ci sono stati libri, scrive Paolo, che hanno affrontato in modo egregio diversi aspetti dell'intelligenza artificiale. Vari resoconti, serie documentati, le origini delle macchine pensanti, dalla prima idea di pensiero meccanico in Pascal, fino agli sviluppi e la capacità di imitare l'apprendimento, la percezione, il linguaggio e persino la creatività e il buon senso umani. Ecco, l'intelligenza naturale opera sotto il livello della coscienza e quindi dobbiamo capire in quali situazioni questa emerge e perché. Il tema è un tema carico di insidie e un terreno assolutamente minato. Minato perché ci troviamo di fronte a noi stessi cercando di credere e di capire tutto. E poi in realtà tra intelligenza umana e intelligenza generata dalle macchine ci sono delle difficoltà, però ci sono anche delle analogie apparenti tra le due presunte intelligenze che si muovono su piani diversi, con un'illusione che, dice Paolo Legrenzi, è facile smascherare riflettendo su alcuni punti. Io non so se è proprio facile da smascherare. L'intelligenza naturale della nostra specie è in conclusione una dotazione che può essere soggetta a cambiamento su un lunghissimo periodo. In realtà questo è un discorso astratto perché ogni individuo ha la sua intelligenza e le sue caratteristiche. Però il libro è molto illuminista secondo me. Secondo le analisi, quando parla di quello che è successo il 7 ottobre del 2023 ai danni dei residenti in Israele nei pressi della striscia di Gaza,
dice che le analisi degli esperti dicono che il fallimento del sistema di informazione trae origine da cause presenti nel tempo, e sono tre: il timore che i problemi di sicurezza israeliani fossero concentrati a nord invece che al sud, la convinzione che Hamas non avesse intenzioni offensive perché si sottovalutava il timore della stessa Hamas di essere tagliata fuori dagli accordi di Abramo, la percezione di un indebolimento di Israele a causa delle divisioni interne causate dalla crescente impopolarità del ministro Netanyahu. A me in realtà questa cosa suscita interesse, perché ho sempre guardato con attenzione al Medio Oriente e credo che al di là di questi tre punti segnati da Paolo ci siano delle cose che non funzionano. Per esempio, non si capisce perché non sia stata fatta una festa con 1000 persone mentre il nemico era alle spalle. Non si capisce perché il nemico abbia attaccato e ammazzato queste 1000 persone sapendo che la reazione sarebbe stata terribile e brutale, e tutto questo discorso resta per aria, che non ha una spiegazione logica. Allora qui in questo libro si cerca sempre di dare coerenza ai diversi piani del ragionare, ma purtroppo quello che io colgo è che invece talvolta alcune cose sono completamente inesplicabili. Come funziona la coscienza? Per molto tempo si è pensato che la mente funzionasse come una serie di depositi relativamente impermeabili e indipendenti. Ad un primo livello ci sarebbe ciò di cui siamo immediatamente consapevoli, cioè l'esperienza diretta, poi un gradino sotto di contenuti mentali che emergono con fatica, e infine ciò che resta sepolto nell'inconscio. E questo libro cerca di tratteggiare in maniera estremamente semplice problemi complessi, ed è il suo fascino, perché chiaramente non è un libro che voglia offrire soluzioni già pronte, ma vuole stimolare riflessioni e che vuole soprattutto mettere in evidenza i mattoni dell'intelligenza artificiale e naturale, fermo presente però che queste cose sono interattive e non offrono spiegazioni semplici. Ci sono molti esempi nel libro. Per esempio parla dell'incidente della centrale nucleare di 3 Mile Island e parla anche di alcuni incidenti che sono poco comprensibili. Insomma, più che soluzioni, anche se in realtà Paolo ha le soluzioni in testa, ma è così furbo che non vuole esplicitarle con chiarezza, perché si rende ben conto che nel momento in cui lui le mette sulla piazza è sottoposto alle critiche indispensabili. Insomma, dice e non dice, questo è il libro, per questo il libro suscita interesse, ma non può dare spiegazioni sufficienti, perché chiaramente l'intelligenza, cosiddetta intelligenza artificiale, è vero che può prendere in mano l'uomo che ha un'intelligenza naturale, ma è vero che in questo conflitto i gradi di consapevolezza, i gradi di coinvolgimento sono molto vari. Qui poi c'è una bella spiegazione di un resoconto, di un dialogo che vale la pena leggere, non so se lo saprò leggere così bene. L'intellettuale israeliano dissidente Edgar Keret, mentre influenza la guerra a Gaza, gli chiede
è un giornalista: come si fa a far battute in questo momento sapendo com'è la situazione del paese? E Keret risponde: non c'è altro mezzo per proteggersi dai forti che hanno il potere che l'umorismo, che è l'arma dei deboli, che notoriamente, dice D'Antona, scivola via sotto la cieca arroganza. C'è una storiella che mi piace molto, non è divertente ma credo che si confermi la mia teoria. Siamo ai tempi, dice Keret, dei pogrom in Russia. Un ebreo sta camminando su un marciapiede stretto ed incontra un cosacco. Il cosacco lo aggredisce: non scenderò dal marciapiede e camminerò nel fango per cedere il passo a un insignificante pezzo di merda. L'ebreo allora scende dal marciapiede nel fango, lo guarda e dice: strano, io lo faccio sempre. D'Antona commenta: non è vero che non è divertente. E Keret risponde: è vecchio stile, perché il punto per me è che l'ebreo sarà tornato a casa con i pantaloni sporchi, ma con l'orgoglio intatto di chi ha vinto la battaglia. E il cosacco, domanda D'Antona, probabilmente non l'ha capito. Ecco, come vedete, poi c'è il commento di tutta questa storia. Come vedete, il libro, che sembra facile, è un libro farabutto, perché è un libro che cerca di arrivare a offrirvi delle soluzioni a cui l'autore non crede, perché secondo me è perfettamente cosciente che tra intelligenza naturale frutto dell'uomo, che però naturalmente ha tutti i pro e i contro, le sfumature eccetera, e l'intelligenza artificiale, che ha anche quella sfumature eccetera, ma non è controllata dall'uomo, potrebbe controllarlo ma non sempre ci riesce. Io spero di avervi fatto abbastanza confusione per farvi capire che questo è un bel ginepraio. Il punto centrale, scrive Legrenzi, di tutta la vicenda è il funzionamento dell'intelligenza umana che ha creato e si intreccia con quella artificiale. Per non restare inconsapevoli vittime di quelle che estraggono valore dalle nostre attività, dobbiamo sapere come funziona la coscienza, e qui naturalmente Freud insegna che non è facile, e soprattutto i modi per costruire modelli del mondo e ragionare con essi. Sembrerebbe tutto facile, poi mi domando: ma come mai nel mondo moderno a contendersi la presidenza, e questa è una cosa che dico io, lui non l'ha detta, la presidenza degli Stati Uniti c'è un Trump che è un po' zotico e un Biden che è un po' troppo vecchio? Insomma, dice Legrenzi, tutte le trappole, i pericoli e gli imbrogli traggono origine dai meccanismi della nostra mente, che ha i suoi punti di vulnerabilità in quanto si è adattata perfettamente ad ambienti di vita antichi che ci hanno lasciato un cervello la cui architettura non cambierà in tempi brevi. E il mondo però, e qui c'è il cotè illuminista che emerge, si divide sempre tra chi sa e chi non sa. Meglio attrezzarsi per stare dalla parte giusta. E a questo punto voglio dire: ma qual è la parte giusta? Posso rispondere a tante domande che sono state sollevate. Prima però di rispondere devo ringraziarvi per essere venuti qua in questo pomeriggio caldo. Allora, io ho cominciato a scrivere i libri a 60 anni perché prima avevo troppe cose da fare. Scrivere un libro richiede non fare altro continuativamente per un congruo numero di mesi, oltre a conoscere l'oggetto della materia. L'oggetto di questo libro è di per sé complicato. Perché tanto è vero che il gruppo Mondadori, che mi ha chiesto di fare questo libro, espressamente di farlo così, ne aveva già fatti 7 e nessun libro dei 7 precedenti affrontava il tema che affronto io qua. Aveva scritto un libro di Kissinger e del capo della Microsoft sulle implicazioni geopolitiche. Aveva scritto più di un libro sugli aspetti tecnologici
perché l'intelligenza artificiale ha bisogno di macchine. Chi ha fatto queste macchine, chi ha prodotto i componenti di queste macchine ha fatto un enorme salto tecnologico. Difatti inizio il libro spiegando che esiste questo microprocessore di questa società e che oggi le 5 società che valgono di più sull'indice americano della borsa americana, dove ci sono 500 società, da sole valgono più di un quinto. Non era mai successo. Questo dà un'idea dell'importanza economica, finanziaria, industriale di questo settore, tema che io non tratto perché la Mondadori lo ha trattato in altri libri. Poi c'è un aspetto che sempre io non ho trattato, di diritto, il diritto d'autore. Perché? Perché essenzialmente questa intelligenza artificiale nuova, che chiamano generativa, è come un copione, uno che copiava a scuola, cioè da dove copia, da dove attinge da tutte le tracce che l'uomo ha lasciato su questa enorme rete, con un'enorme nuvola che circonda tutto il mondo. Tu vivendo lasci delle tracce, io ho lasciato delle tracce e queste tracce sono sufficienti per far sì che se io scrivo, chiedo a questo programma, sono facilissime da usare. Bisogna un po' giocare per capire, solo libresco non è un buon modo per capire. Basta, se uno sa usare Google, cioè su tutti gli iPhone, schiaccia Google, poi schiaccia Gemini, poi c'è una finestrella con una freccetta e poi potete scrivere, per esempio, ode a Paolo Legrenzi. Mi fa un'ode, in mio onore. Se sono di cattivo umore mi faccio fare un'ode. Le fa sempre diverse, con aspetti un po' diversi. Com'è che le fa? Le fa andando a pescare su questa enorme rete dove io ho lasciato tracce. Io mi sono imposto nei 6 mesi in cui ho scritto questo libro di non giocherellare con questi programmi più di un'ora al giorno, se no giocavo con i programmi e non scrivevo il libro. Vi faccio un esempio collegandomi a quello che è stato detto. La barzelletta che Carrette racconta è interessante, non è una barzelletta scontata. Voi potete chiedere che l'algoritmo Gemini o ChatGPT, sono 2 più usati, Gemini. Io consiglio Gemini perché tutti sanno usare Google, tutti possono scrivere Gemini dentro e tutti hanno la finestrella, è proprio quello più semplice. E poi non costa niente perché molti sono abituati a usare la rete senza spendere niente. Se voi questa barzelletta avesse chiesto il senso di questa barzelletta prima che io lo raccontassi nel libro, adesso il libro naturalmente fa parte di questa enorme rete, poi verrà tradotto, poi c'è l'intervista che io ho preso del giornalista, perché è un'intervista uscita sulla lettura del Corriere della Sera, mentre scrivevo il libro. Lui, il sistema Gemini, non sapeva spiegare la battuta, perché è una battuta un po' circonvoluta, perché l'ebreo scende, si inzacchera e poi dice come io lo faccio sempre, cioè io cedo la strada a uno con un pezzo di merda, quindi ci sono 3 livelli mentali incastrati per capire quella barzelletta. Il sistema deve averla capita almeno una volta. Da questo punto di vista, i 2 estremi della creatività vera e della stupidità vera sono 2 estremi in cui gli algoritmi non ci sostituiranno. A differenza però di quello che pensa il senso comune, questi 2 estremi sono 2 aree molto periferiche della nostra vita quotidiana, del modo di agire, di pensare, di creare, di lavorare, di passare il tempo libero. In mezzo c'è un ampio territorio in cui
questi nuovi programmi generativi ci sostituiranno, ed è la consapevolezza di questo fatto che fa sì che 5 società da sole valgono come tutto il resto delle 495 società americane. Perché? Perché pensano che avranno un grande impatto sul tempo libero e sul mondo del lavoro. Perché è difficile spiegare questo? Perché se voi spiegate le conseguenze è facile, giuridiche, economiche, geopolitiche, questo è facile. Spiegare come funzionano queste macchine a un livello superficiale non è così difficile. Il Mulino, per esempio, ha affidato a un informatico italiano diventato britannico di spiegare come funzionano. Io ho fatto solo un capitoletto su questo, non ho spiegato in dettaglio. Potreste fare un libro per spiegare come funziona. E oltretutto la Mondadori aveva già fatto un libro del creatore primo di questi chip, che è Fagin, un vicentino tra l'altro, il cui padre era il mio professore di liceo per i 6 mesi che ho fatto di liceo a Vicenza. Quando invece volete spiegare come l'uomo, l'intelligenza naturale, interagirà con questo sistema artificiale, dovete spiegare sia entrambe le facce della medaglia. L'ulteriore complicazione è che l'idea che noi abbiamo nel corso della vita quotidiana, se non abbiamo studiato questi argomenti, di come funziona la coscienza, di come funziona l'intelligenza, è un'idea sbagliata. Perché è sbagliata? Perché in realtà la storia del nostro cervello ha preferito lasciare questa capacità non trasparente. Facciamo un esempio della coscienza. Normalmente nella tradizione, diciamo, occidentale, Freud, così via, la coscienza è qualcosa di positivo, essere consapevoli di quello che fate. Ma se voi vedete la coscienza nella prospettiva di riprodurla in un sistema artificiale, voi vedete che le cose, che in realtà noi, quando impariamo qualcosa, impariamo a farlo in maniera inconsapevole. Faccio un lungo esempio di una cosa che è stata molto studiata: come uno diventa bravo a tennis, riesce a fare in maniera automatica quello che prima doveva fare essendo consapevole delle operazioni mentali che sapeva. Guardate il film, se avete visto un film ormai datato, Kramer contro Kramer. Il papà sta solo con suo figlio, impara a fare la prima colazione. Sono le 2 scene iconiche all'inizio del film in cui fa un mare di pasticci e poi parla col figlio facendo la prima colazione. Gli esempi sono infiniti, quando impariamo a guidare automobile è la stessa cosa. Ecco, quindi noi ci rappresentiamo questi sistemi artificiali, l'ideale è quando hanno coscienza. Le variazioni nei libri e nei film di questo sono moltissime. Hanno la coscienza, si ribellano, hanno la coscienza, si innamorano, comunque hanno consapevolezza dei loro stati mentali, hanno un modello mentale. Per noi è una cosa ovvia, perché l'abbiamo sempre. Ecco, invece questi sistemi non ce l'hanno. Sono come dei sistemi, come uno che a scuola copiasse sempre. Hanno una tecnica particolare di copiare, che è basata sulla probabilità. Questa è una cosa molto controintuitiva. Sulla probabilità che delle cose stiano insieme ad altre cose dentro questa enorme nuvola fatta da internet. Se voi aveste visto il film Imitation Game, dove si racconta come Turing fa saltare il codice tedesco, il codice Enigma con cui i tedeschi si parlavano, vi fate un'idea abbastanza precisa di come questo algoritmo riduca le possibilità fino a decifrare il codice. Quindi è un sistema probabilistico basato su associazioni. Noi raramente funzioniamo in una maniera che sembrerebbe stupida, e questo spiega perché nelle 3 grandi tappe dell'intelligenza artificiale, prima le macchine di Turing, quello che oggi noi chiamiamo computer, questa è una macchina di Turing, è il primo computer che Turing costruisce a Bletchley Park. Poi la possibilità che tutti i computer siano in rete, questo computer è in rete, difatti è collegato a questa enorme nuvola
Se faccio su Google posso vedere un mare di informazioni. E poi questo è il terzo salto. Si usano le informazioni che sono dentro questa nuvola per fare cose mai fatte prima. Generano, generativi, creano cose nuove. Quindi non potete scrivere un libro su questo senza spiegare come funziona la creatività umana. Noi siamo di fatto molto meno creativi di quello che pensiamo. Questo perché? Perché noi cerchiamo di portare la nostra vita ad operazioni automatiche che facciamo senza essere consapevoli. È molto poi difficile capire esattamente perché noi abbiamo il cervello così come è fatto. È difficile. Mentre di un computer, in teoria, di questo computer voi potete sapere tutto, ogni minimo dettaglio, è molto complicato, ma l'ha costruito l'uomo, ha fatto un progetto, ha costruito i chip, in realtà migliaia e migliaia di uomini, però potete sapere tutto, contrariamente a quello che il senso comune crede, cioè che ci rendiamo conto di come noi funzioniamo, mentre questo è un po' misterioso perché è complicato, e invece è vero il contrario. Ci sono delle persone sulla Terra che sanno tutto di questa macchina. Nessuno vi sa dire esattamente perché il nostro cervello, negli ultimi 10.000 anni, da quando c'è l'agricoltura, si è evoluto come si è evoluto. È difficile capire. Probabilmente se avessimo un Dio che oggi ci crea, in questo momento da zero, ci farebbe un cervello diverso, perché l'adattamento darwiniano del nostro cervello è un adattamento molto lento nell'architettura, nel modificare l'architettura. Ognuno di noi ha il suo cervello. Il mio cervello è cambiato nell'ultima ora da quanto sono qua. E ognuno ha il cervello della sua biografia. Questo iPhone è diverso da quello di mio figlio, che è lo stesso modello, perché lì c'è dentro la sua vita, i suoi collegamenti, i suoi lavori, la sua Ca' Foscari, che è molto più ampia della mia, la sua Venezia, che è 100 volte più ampia della mia, perché è un veneziano vero, però all'origine, quando l'abbiamo comprato nel negozio alla Nave de Vero, erano uguali, l'architettura era uguale. Ecco, tenete presente che se volete dare un'idea di cos'è l'intelligenza artificiale, dovete spiegare questi due aspetti: come il cervello è della specie umana, cioè come l'iPhone quando esce dalle fabbriche cinesi, perché lo fanno in Cina, lo assemblano in Cina, e come è in realtà poi l'iPhone una volta che è arricchito della biografia del proprietario dell'iPhone. Quindi avete questi vari piani da raccontare in un libro, con la complicazione che l'intelligenza naturale e la coscienza sono molto meno comprensibili di quanto non pensi il senso comune. Tanto è vero che se voi guardate tutti i film e i romanzi scritti sull'intelligenza artificiale, sono come degli specchi degli umani, mettono dentro le emozioni degli umani, invece in realtà non hanno nessuna coscienza, non si rendono conto di niente, sono delle macchine, sono le stesse macchine come gli altri elettrodomestici. Voi non pensate che dentro la televisione ci siano delle persone che fanno ancora spettacolo, non pensate che dentro il microonde c'è uno che scalda così. Ecco, sono macchine, sono così. Però noi, per interagire con queste macchine, attribuiamo a loro capacità mentali. Questo è un argomento difficile che spiega come mai uno debba conoscere tutti questi aspetti per fare anche un libro semplice di 180 pagine per spiegare questo fatto. Cosa comporta questo? Comporta che probabilmente nei prossimi anni moltissimi lavori fintamente creativi. Io per 10 anni nella mia lunga vita ho lavorato nel mondo della creatività, che inventava comunicazioni, prodotti, servizi e così via. L'unica categoria al mondo che si fregia del termine creativo, i creativi, sono nelle agenzie di pubblicità. Per il 90% fanno un lavoro stupido, non gli viene in mente una campagna pubblicitaria, ne devono produrre moltissime in tempi brevi e tutti sanno che alcune campagne sono veramente la trita ripetizione
di un'attrazione sessuale, di una cosa così. E tutti sanno che ogni tanto, molto raramente, ti viene un'idea veramente buona, quel click. Ecco, questo click c'è stato nella storia della scienza, c'è nell'invenzione dei prodotti. Questo click che mai prima si è verificato, questo gli algoritmi non lo faranno. Poi gli algoritmi non faranno mai una cosa veramente stupida, perché gli israeliani sono stati stupidi nel organizzare le difese che hanno reso possibile il 7 ottobre. Una stupidità molto complicata, sono stati scritti già dei libri e io dovevo spiegare la stupidità in 3 pagine, perché ognuno di questi argomenti potevi scrivere un libro. Sono stati stupidi. Questa stupidità probabilmente non si ripeterà più, ma quella prima volta è come la barzelletta dell'ebreo che non scende dal marciapiede. Quella prima volta che si è verificata, che infatti adesso la studieranno tantissimo e così via, e non si ripeterà mai più, è stata tra l'altro un insieme scalognato di tante stupidità, cioè una combinazione. Difatti c'era proprio sul New York Times l'altro ieri, c'è un articolo delle ragazze che avevano a 100 metri osservavano quello che faceva Hamas. Loro sapevano che succedeva qualcosa di eccezionale. C'erano mandrie di greggi che non venivano mai a brucare lì sotto, perché non c'era poca erba, non era mai successo. Queste ragazze mandavano i rapporti e nessuno ci badava. Ecco, cioè, per fare una sciocchezza così bisogna combinarne tante insieme. Ecco, questi 2 estremi sono difficilmente riproducibili. In altre parole, bisogna che sulla enorme internet, questa enorme nuvola, che è di una vastità enorme, che ogni anno si raddoppia, perché le tracce lasciate su questa nuvola si raddoppiano di anno in anno, qualcosa ci sia che ricombinato, magari non c'è quella cosa. Se voi gli dite, fammi una musica di un film tipo Sergio Leone, la fa. Un professionista si accorge. Fammi un libro, io gli facevo fare ogni tanto i capitoli del mio libro. Erano scolastici, pedissequi, pallosi, diciamo la verità, però li faceva. Non so. L'altro giorno a Ca' Foscari mi ha fatto ridere perché è arrivata la Digo, se non l'ho capito bene. E allora in realtà hanno discusso quando può entrare e quando non può entrare. Se tu domandavi a Gemini quando in realtà le forze dell'ordine possono entrare all'università, ti dà una risposta perfetta, con tutti i casi precedenti, con tutte le sentenze, capite? Perché è una cosa di cui ha già le fonti. E questo spiega anche la misteriosa dedica che molti mi hanno chiesto. Io l'ho dedicato questo libro alle zitelle, empatia e intelligenza. Le zitelle a Venezia sono una fermata della CTV, sono un'istituzione che risale al 1500, che ha una storia molto nobile e molto curiosa, sono però anche un luogo di cura, una casa di cura. È interessante perché io negli ultimi 2 anni, il pomeriggio frequento questa casa di cura, mentre la mattina scrivo. Ecco, è interessante perché lì è un distillato di empatia e intelligenza umana. Ogni persona è speciale, sono speciali. Ecco, ciò che è speciale in realtà sarà difficilmente imitabile, ma è molto poco, è molto meno di quello che noi immaginiamo. Ma è inimmaginabile oggi fare un robot, a proposito del golem. Questo è un vecchio sogno ed è interessante perché facevano già il turco meccanico, facevano dei giocatori che giocavano a scacchi. Dentro c'era naturalmente un giocatore di scacco vero, ma gli piaceva l'idea che fosse in realtà un robot. È un vecchio sogno dell'umanità. Naturalmente non avevano dei robot meccanici tipo Charlot sulla catena di montaggio alla film famoso, no? Perché in realtà avevano gli schiavi, quindi la sostituzione della forza muscolare non era così importante. Però l'intelligenza
fatta da una macchina, ed è molto interessante perché se voi leggete Leibniz, se leggete 700, l'intelligenza è ciò che è oggi considerato stupido. Questo sistema fa qualsiasi teorema matematico, teorema logico, fa qualsiasi calcolo, gioca a scacchi che batte qualsiasi campione del mondo. Questo per Leibniz era il massimo dell'intelligenza, l'intelligenza come calcolo. Oggi sappiamo che in realtà il massimo dell'intelligenza è inventare qualcosa di nuovo, essere creativi, cosa che noi stessi facciamo molto raramente. Però c'è tutta quella finta creatività che verrà spezzata via, non nel senso che non ci saranno più gli uomini, ma un pubblicitario si farà fare 5-6 esempi in una campagna pubblicitaria. Funzionava così anche 40 anni fa, cioè le agenzie facevano un po' di esempi, questi li fa immediatamente lui. Uno che fa la musica di un film, non è che sempre uno deve essere come i film di Sergio Leone, un campione di film. Ci sono musiche commerciali che si devono fare continuamente, c'è tutta una produzione commerciale di musica, di storie, di comunicati. Ecco, questi verranno fatti da uomini che si ridurranno molto di numero, come quelli che fanno i calcoli nelle aziende, aiutati da questi sistemi. Se uno ci gioca un po', si rende conto anche quanto sono duttili. Se voi usate Google molti lo conoscono, gli domandate qual è la leggenda del leone ferito nella zampa, che qua sotto è illustrata con vari quadri. Qual è la storia delle zitelle? Su Google c'è tutto. Però Google vi dà la risposta esatta, come l'enciclopedia degli illuministi, dove ci sono tutte le informazioni. Ma invece se voi usate Gemini, potrete dirgli pensaci meglio. Se ti dà una risposta proprio banale, pensaci meglio. E lui ci pensa meglio e spesso migliora. E quindi ha vari livelli come abbiamo noi. No? Se gli israeliani ci avessero, adesso sembra ovvio spiegare a posteriori, ma se ci avessero pensato meglio non succedeva. Probabilmente neanche gli attaccanti di Hamas pensavano che avrebbero fatto quella strage che hanno fatto. Infatti dal Qatar, io adesso non ho raccontato i dettagli perché in un libro dovete avere un equilibrio tra gli argomenti e mi avevano assegnato in realtà molti argomenti, perché la Mondadori non aveva fatto un libro su questo, neanche la Mulino l'ha fatto per esempio, perché dovete avere uno che ha studiato questo nella vita. E quindi io mi sono limitato a fare 3-4 pagine, ma la somma degli errori è stata unica, originale e naturalmente disastrosa, al punto tale che quelli che erano gli aggressori, che stavano in Qatar, sono rimasti esterrefatti che fosse successo così. È un po' come se guardate il film Oppenheimer, quando fanno la prima prova, Trinity, è più forte di cosa pensavano. E loro stessi che hanno fatto la bomba, perché non è facile. E questa è un'altra caratteristica di questi sistemi. Sono molto complicati tecnicamente, per cui nessuno sa. Quando lui ti fa la poesia, l'ode a Paolo Legrenzi, tu non sai come l'ha fatta. Se io domando a Franco Ferrari di farmi un'ode e poi lui me la fa, dopo vi spiega anche perché me l'ha fatta così. Metterà gli elementi, la mia biografia, la nostra conoscenza. Qui no, è tutto impermeabile. È un po' come funziona molto di più di quanto noi non si pensi l'intelligenza umana, che a noi è impermeabile. Difatti il nostro scopo è di eliminare coscienza. Quando dicono sì ma non hanno coscienza, se avessero coscienza sarebbe un intralcio. Per fortuna questi sistemi non hanno coscienza, perché sono al nostro servizio. Se però volete costruire una storia, vendere un romanzo come Ian McQueen, volete fare un film come 2001 Odissea nello spazio, allora non c'è sugo se non gli mettete la coscienza. Se volete che uno come nel film Air di Spike Jonze si innamori, non si innamora neanche di un robot, non è sexy, non è come il film Ex Machina, dove prendono 2 attrici molto carine e le fanno tipo robot. No, è solo uno che sa tutti i nostri gusti. Voi avete una segretaria che da sogno che sa tutti i vostri gusti e quello si innamora, naturalmente. Poi un tema che è stato molto esplorato, perché come uno ascolta
le sedute psicanalitiche e dopo sta un film di Woody Allen e così via. Forse però io non so bene come funzioni perché è la prima volta che presento un libro, però siccome siamo in tre, forse anche il mio collega mi vuol fare delle domande, se no parlo sempre io. Il nostro moderatore non è bravo, funziona, sì. No, ma io sono affascinato a sentirti perché stai dicendo delle cose molto, molto belle, molto interessanti e quindi sarei rimasto un'altra ora a sentirti senza voglia di intervenire, perché in qualche modo stai toccando tutti i temi che l'argomento ci pone. Da ultimo, prendo lo spunto da una delle ultime tue riflessioni, dicevi che l'intelligenza artificiale non sappiamo come ragiona, ma allo stesso modo non sappiamo come ragiona il cervello umano. Ecco, allora mi vesto della mia veste normale di giurista. Allora il tema dell'intelligenza artificiale per noi è non solo capire cos'è, quindi capirne i meccanismi, eccetera, ma è anche dargli delle regole. Allora, e le regole per noi si dividono sostanzialmente in due grandi settori. Le regole che all'intelligenza artificiale diamo nell'ambito del pubblico, del rapporto cittadino-amministrazione, cittadino-stato, cittadino-pubblico, e nei rapporti fra cittadini, fra persone private. Allora, per esempio, nel rapporto fra cittadino e pubblico e amministrazione, uno dei temi molto dibattuti e molto delicati è quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della preparazione e formulazione di provvedimenti amministrativi, provvedimenti pubblici in generale. Entro quali limiti noi possiamo affidarci all'intelligenza artificiale? Allora, fino all'altro ieri, i computer, questi meccanismi erano nient'altro che delle banche dati, erano degli archivi, così erano considerati, e infatti il nostro codice del digitale, che risale ormai a 20 anni fa circa, si occupava di questi aspetti, cioè dell'archiviazione di dati e della accessibilità dei dati al pubblico, gli open data famosi, eccetera. E oggi però il salto, come hai detto tu, è radicale. L'intelligenza artificiale non è solo archivio di dati e rielaborazione di dati, diciamo piatti, ma è una possibile rielaborazione di dati creativa, che ti può proporre un provvedimento amministrativo. Inseriamo un po' di dati perché hai costruito un magazzino nelle pertinenze della tua casa e dal computer può venire fuori che va abbattuto. Invece di avere di fronte un funzionario pubblico che prende in mano tutta la situazione e decide se abbattere o non abbattere. Allora, è evidente che qui i problemi sono già stati posti anche molto appassionatamente e molto diffusamente dalla giurisprudenza, che ha cominciato a pretendere che fossero ostensibili gli algoritmi che stanno dietro il meccanismo. Ma fino a quale punto? Per dire, la giurisprudenza ha cominciato a distinguere fra gli atti cosiddetti vincolati e quelli discrezionali, gli atti nei quali non deve entrare una valutazione
umana. Allora, da un punto di vista giuridico, il meccanismo del cervello umano viene sottoposto ad una verifica. Per esempio, in questi atti devono essere tutti motivati. L'autore dell'atto deve dare conto e dare una spiegazione logica di quello che ha fatto, sulla base di tutti i dati di cui ha la disponibilità. Ecco, con l'intelligenza artificiale tutto questo risulta molto più difficile, perché io non potrei, se voglio, scusatemi il mestiere che mi travolge, ma se io voglio impugnare quest'atto, se è fatto da un uomo, vado a fare le pulci a come è stato motivato. Se è fatto da una intelligenza artificiale, da un computer, io dovrei poter accedere all'algoritmo che lo sta gestendo. E l'algoritmo, e qui poi chiudo e ti lascio la parola, e l'algoritmo però, per quanto creativo, è pur sempre fondato su una serie di dati che vengono dal passato, perché l'algoritmo, sotto questo profilo, non è creativo. Mentre il funzionario pubblico essere umano può tener conto di tutti i dati, dei dati normativi, eccetera, ma può anche metterci quel pizzico di creatività che può far dire no, non devi abbattere perché ci sono ragioni che... Ecco, sotto questo profilo probabilmente è quello che stai dicendo tu, che alla fine l'intelligenza umana prevarrà sempre, perché non sarà mai sopravanzata dalla meccanicità dell'algoritmo. È così? Rispondo. La domanda è molto chiara. Si potrebbe scrivere un libro per rispondere. Ne abbiamo già scritti. Io ho letto i libri che sono stati scritti per rispondere. La casa editrice dove sono stato presidente per molti anni, il Mulino, ha preso una eminente giurista, la professoressa Torchia, ha scritto un libro di totale ingenuità, perché non colloca questo problema nella storia della tecnologia e il capitalismo occidentale. Tanto è vero che più accorti i regolatori europei si sono guardati bene dal chiedere quello che è stato così bene spiegato e che non riprendo dal professor Rossoni, cioè la trasparenza di tutti i passaggi. Non succederà, ma neanche lontanamente. Un conto è se due privati, un contro l'altro armato, dicono, ma insomma, io ho fatto faccio fatica ogni giorno a fare il New York Times. Ho migliaia di persone, fonti da controllare, non posso raccontare balle. E tu vai là, vai dentro il mio New York Times e mi becchi tutte queste informazioni. Io ti faccio causa, diritto d'autore, un problema vecchissimo nella giurisdizione occidentale. Però cos'è la novità che quelle del Times non avevano capito, mentre quelli del gruppo Murdoch hanno capito? Che è difficilissimo. È tutto un sistema non trasparente, di opacità totale. Io per anni stavo un'ora a settimana da un professore Sgubbi che mi chiedeva un'idea, lui era convinto che fossi creativo, sembrava un problema difficile, io non sono giurista, però siccome poi alla fine anche il giurista ha a che fare col mondo, così via. Pensate, sarebbe come domandare alla Coca-Cola che vi desse la formula Coca-Cola. Sarebbe come andare, non so, a Ferrero che vi raccontasse come fa la Nutella. Non c'è niente in realtà di misterioso. Io una volta ho lavorato per anni col presidente della Nutella, il signor Ferrero, lui non sapeva neanche distinguere una Nutella fatta dalla Zentnis tedesca dalla Nutella, ma la Nutella era la Nutella. La gente voleva la Nutella. Quindi è la cosa più di valore. Perché? Perché per esempio adesso più o meno valgono uguali le società che fanno questi computer, quello che fa il microprocessore per i
valgono circa 3.000 miliardi, è la Microsoft. Cioè, perché valgono 3.000 miliardi? Perché è segreto, perché solo loro hanno quell'algoritmo, solo Coca-Cola aveva la formula Coca-Cola, non lo daranno mai, resterà inoltre c'è un grande vantaggio, perché se voi aveste avuto un dipendente traditore su uno di questi prodotti, in realtà alla fine, insomma, la Nutella si sarà complicata, ma c'è uno stabilimento che li fa in vari posti del mondo. Qui invece è opaco agli stessi. Non c'è una singola persona che sa darvi la ricetta di questa roba. È una cosa opaca. Come funziona? Non lo sanno neanche loro. Se adesso io scrivo Ode a Paolo Legrenzi, non c'è nessuno al mondo che sa come ha fatto quella ode. Non è che loro lo sanno e lo tengono segreto, come la formula. Quello che loro hanno segreto è l'algoritmo, quello che ha reso arcimiliardari i giovani ragazzi che hanno fatto questa roba. Quindi il fatto che voi possiate fare un regolamento tale per cui a difesa del cittadino questo si debba sapere è l'utopia più totale. Non succederà mai questo fatto, perché qui, e poi avete delle forze enormi, perché non è che queste società siano di proprietà come la signora Ferrero, che la Ferrero era sua. Queste società oggi sono nel portafoglio di milioni di persone, di americani, dei fondi pensioni, non avete idea. A loro volta queste società che fanno l'intelligenza artificiale sono in tutto il mondo, sono possedute. Prendo in giro nel finale un ex ministro greco che dice sono come i servi della gleba. No, perché i servi della gleba non potevano mica prendere il prodotto dell'agrario di cui loro erano servi della gleba. Invece qua io posso comprare in effetti le azioni di Nasdaq, ci sono questi, oppure posso proprio comprare Nvidia se voglio. Quindi moltissimi hanno beneficiato da questo banchetto di intelligenza artificiale. Quindi questo resterà segreto per sempre. Non resterà segreto se uno ne ha un grande danno. Però tecnicamente, perché gli copiano gli copiano il New York Times, gli copiano le musiche dei film, gli fanno le scenografie. Fammi un film alla Woody Allen. Sa fare un film alla Woody Allen, fammi una canzone come i Beatles. È un danno se voi avete i diritti di questo. Ecco, lì probabilmente verranno messe d'altronde anche la ditta Zenettini se non poteva fare la Nutella scrivendo Nutella, lì verranno messe delle barriere, ma in realtà le tecnologie quando le fate si affermano sempre, nelle armi, quando hanno fatto l'atomica, se guardate Oppenheimer, basta, com'è che si sono divisi? Si sono divisi grazie al genio di uno psicologo, tra l'altro, che ha detto quello che dicono Oppenheimer, Einstein, cioè di disarmare, è una sciocchezza, perché per disarmare devi fidarti dell'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica devi fidarti di te, allora non ci sarebbe neanche il problema se si fidassero. No, le facciamo una quantità enorme, in maniera tale che se uno la usa, l'altro lo distrugge. Questa è la deterrenza, ma non sono riusciti a limitare la diffusione della tecnologia. Infatti oggi uno dei problemi è che le atomiche ce le hanno in tanti, non solo l'URSS. Quindi questo problema degli aspetti giuridici, amministrativi e ricadute in realtà è un problema a cui noi ci aggiusteremo, ma non che noi risolveremo. Non si potrà rendere trasparente, perché a differenza della Nutella, della Coca-Cola, di qualsiasi di queste marchi, qui non si sa neanche cosa dovreste veramente rendere trasparenti. Cioè, chi è che ha fatto l'ode a Paolo Legrenzi? L'ho fatta un po' io lasciando le tracce, l'ha fatta l'algoritmo andando a pescare, poi ne fa un'altra. Infatti, per completare questo discorso, noi dobbiamo prendere atto di una circostanza molto chiara. Oggi, dal punto di vista giuridico-normativo, anche ultimamente è uscita a maggio la direttiva dell'Unione Europea che riguarda i rapporti tra privati. Esatto. Definisce e
regola i rapporti di concorrenza, i rapporti privatistici sulla tutela del diritto d'autore, sulla privacy, cioè tutto ciò che riguarda il rapporto fra privati. Il nostro caro amico Alpa, che è stato anche presidente del Consiglio degli Avvocati, fa un elenco lunghissimo delle opportunità che avranno gli avvocati in futuro date dai contenziosi che possono derivare dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dai regolamenti che su questa verranno fatti. Ci sono qui 20 argomenti che i dati personali, la privacy, i dati sanitari, integrità morale, pratiche commerciali, diritto a informazione corretta, eccetera, eccetera. Quindi rimaniamo. E così l'Unione Europea è arrivata buona ultima, perché c'è già stata una sorta di regolamento. In Inghilterra non si fanno regolamenti, ma una sorta di come dire, regole deontologiche date dall'Unione in Inghilterra, o anche in Giappone. In Giappone si è fatto un regolamento, sempre però sugli aspetti commerciali dell'utilizzo, commerciali e privatistici. Il problema rimane invece completamente aperto e forse, come dicevi, insolubile, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito pubblicistico, cioè da parte delle autorità pubbliche. E lì il problema, però, secondo me, è un problema gravissimo, perché se non siamo in grado di andare a valutare l'algoritmo, cioè come funziona l'algoritmo, allora dovremmo arrivare a dire che l'applicazione dell'intelligenza artificiale in quel settore deve essere vietata, perché non è finiremmo per avere un potere che non può essere sindacato da nessun altro potere. Qui entra in gioco la ormai copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, che dice i provvedimenti devono essere motivati e senza la conoscenza il giudice deve poter accedere all'algoritmo, e qui scatta il problema vero. Non so se a livello mondiale, se voi guardate, io poi ho dedicato solo 3 paginette perché non era nei miei compiti, che poi diventa tecnico. Il problema se copiare o no, se un programma è copiato o no, è studiato da mezzo secolo. Il fratello del mio maestro britannico, finito a Princeton, aveva una società che faceva questo, perché potete copiare i programmi per le tasse e venderlo come se fosse vostro, voglio dire, insomma, la Zucchetti fa dei programmi per così. Ecco, questo è già un programma, è già un problema tecnicamente molto difficile. Non è come un libro o un film, se copiato o no, o una canzone, no? Sapete? Ecco, e non è come se la Nutella è copiata dai cinesi. È tecnicamente molto difficile capire cos'è originale e il confine, e c'è però una giurisprudenza che alla fine si è consolidata. Noi speriamo di avervi fatto abbastanza confusione, dati i temi trattati, e credo che a questo punto, se qualcuno vuol fare delle domande al professor Legrenzi, lui sarà lieto di aumentare la confusione. Venite qua. Prego. L'Ateneo Veneto. Tony Beccegato, scusate. Mi sembra che ci sia però un argomento, qua parliamo di algoritmi, parliamo di algoritmi, abbiamo visto sventolare, il cellulare, qui siamo in un altro mondo, da quando si è introdotta la rete neurale, e quello è l'argomento, di sistemi esperti, cioè di sistemi che si basano su un algoritmo e quindi su una programmazione rigida fatta dal tecnico. Purtroppo io vengo da quel settore lì, quindi ci sono 70 anni di storia. Quando parliamo di Fagin parliamo di quel tempo lì. Nel momento in cui parliamo della rete neurale e quindi di circuiti grandi come questo stabile, parliamo di un'altra cosa.
nessun programmatore di intelligenza artificiale, nessun creatore sa la rete neurale che lui... Allora, secondo come funziona dentro? Perché è un sistema adattativo, ma anche il cervello umano è un sistema elettrochimico che si adatta con gli impulsi che gli arrivano, con gli stimoli. Poi ci sono gli umani matti, gli umani instabili, gli umani delinquenti, e può anche darsi che venga la rete artificiale, la rete neurale matta, la rete neurale instabile, solo che c'è un sistema primo di apprendimento guidato che elimina le instabilità, diciamo così, e poi si spera che venga anche una selezione dei sistemi. E quindi qui parliamo molto, come dire, scusate, io vengo dal settore manifatturiero, ingegneria, eccetera. Qui parliamo molto di elaborazione banche dati, ma quando riusciremo a fare qualcosa con un sistema dell'intelligenza artificiale, tipo un vaccino, tipo una sonda per flebo, cioè senza intervento umano, allora lì sarà ancora più, come dire, difficile approcciarlo. Io sono moderatamente pessimista su questo, perché? Perché alla fine, anche con i sistemi, quelli che una volta si chiamavano i sistemi esperti, la generazione mia, io ne ho 78, quindi insomma sono di quei tempi lì, e sono dei programmi, dei sistemi programmati. Il simulatore di volo, il controllo di volo di un aereo è un'intelligenza programmata, e quindi che fa solo quelle cosine lì, con 200 persone a bordo, nella nebbia, nel temporale, porta a casa la gente. Ecco, questo No, ci sono altre domande. Facciamo un'altra. va bene. Sì, io volevo riallacciarmi alla sollecitazione del Golem e anche, oltre a quella che ha fatto anche quello che mi ha preceduto. Allora, la macchina che noi costruiamo sappiamo com'è fatta, ma non sappiamo cosa farà quando sarà resa autonoma. E uno dice, quando è che sarà resa autonoma? Io dico, adesso, perché adesso, proprio adesso, si stanno costruendo armi autonome. La guerra durerà 20 anni secondo gli strateghi che spesso dicono, quindi durerà 20 anni. In 20 anni c'è la possibilità di fare armi autonome a piacimento. Allora io adesso faccio un esempio. Allora, intanto in Israele c'è un programma di intelligenza artificiale che è ben noto, che attiva le decisioni su chi uccidere e come uccidere. Poi la nostra Leonardo che l'amministratore delegato è Cingolani, e Cingolani è intervenuto alcuni mesi fa a Rome Cup, che è un evento di robotica divulgativo, dicendo noi stiamo progettando armi autonome. Perché? Perché vogliamo salvare vite. Ecco, quindi. E il terzo esempio che faccio è in Ucraina adesso è stata aggiunta, oltre alle tre forze armate conosciute, cioè marina, aviazione ed esercito, c'è l'arma dei veicoli autonomi, degli aerei autonomi, eccetera. Quindi stiamo andando rapidamente in questa direzione. Quindi quando queste armi autonome saranno quelle che daranno la verifica sperimentale sul fatto se l'intelligenza artificiale unita alla robotica, quindi non solo ma unita alla robotica, sarà superiore a noi. E perché avverrà? Perché in guerra ogni parte vuole prevalere sull'altra. Quindi in guerra ogni parte, che siano americani o russi o cinesi, sviluppa alla massima potenza l'arma autonoma. Ecco, quindi io sono preoccupato. Rispondo a queste due domande. A questa domanda molto chiara, la seconda, non ho risposto nel libro perché ho fatto un capitolo intero nel mio libro precedente con la Solferino. Quindi le allora avevo detto... questo sarà per il libro successivo. Sì. A questo sappiamo dare una risposta precisa, che è basata su un punto essenziale. Da quando abbiamo le atomiche, l'uomo non ha mai fatto le guerre come ha fatto dai tempi
immemorabili di Alessandro Magno, cioè usando tutte le sue forze. L'uomo si regola come i bambini si sanno regolare, come gli animali. Non ha più usato le atomiche, non usa i gas, tratta quello che può usare. Gli americani trattano con i russi se dare le armi che possono arrivare a 300 km dentro e così via. Ci si autolimita nell'uso delle tecnologie. È successo già in molti casi e continuerà a succedere, perché se non lo fai tecnicamente la guerra in Ucraina la puoi vincere in 5 minuti. Però questi 5 minuti comportano dei danni molto maggiori del vantaggio di averla vinta. E quindi adesso, quando ci sarà l'intelligenza artificiale che farà andare i droni, che raccoglierà tutte le informazioni, si metteranno d'accordo, come i bambini, come gli animali, di farsi delle guerre limitate. Le guerre sono ormai limitate da 70 anni, quindi questo non c'è dubbio. E questo si collega alla trasparenza della tecnologia, nella prima domanda, cioè l'opacità della tecnologia. Anche questo problema non va mitizzato. Sì, ma anche il gas lei non può regolarlo. Dopo che hanno usato l'iprite nella prima guerra mondiale, si sono messi d'accordo di non usarlo più, perché addirittura uccideva i soldati nelle proprie trincee, perché col vento andava dappertutto. Non lo usa, trattano. Gli americani non danno certe armi agli ucraini, che sono loro, e a loro volta i russi non usano certe armi, anche loro. Ci si autoregola. Sulla trasparenza della tecnologia, questi sistemi generativi fanno molta impressione, perché come facciano un'ode a Paolo Legrenzi con varie varianti, le chiamano bozze, è un mistero e tale resterà. Però tenga presente che dopo ci faremo il callo, gli avvocati ci faranno il callo, diventeranno molto di meno e useranno questi sistemi. D'altronde già oggi noi abbiamo 4 volte gli avvocati che sono in Gran Bretagna. La Gran Bretagna va avanti con 1/4 degli avvocati. Andremo avanti con molti meno avvocati perché avranno questi ausili. Lo stesso, quando lei va a casa sua, le persone non hanno la minima idea di come funziona la televisione, però siccome la usano da omnia secula seculorum, non gli fa nessuna impressione. È una macchina. Il microonde non lo sa. Le persone non sanno neanche come funziona lo sciacquone in bagno. Se lei li chiede, questo l'ho accennato, come funziona, non sanno l'effetto sifone, pensano che sia una saracinesca che casca l'acqua, non lo sanno. Se gli dice disegna una bicicletta, le persone, nella tecnologia noi ci fidiamo degli altri, sempre, ogni giorno, solo che quelle nuove ci fanno più impressione, solo quello, ma in realtà la televisione... La differenza fondamentale è che questi sistemi si adattano senza intervento esterno. Tutti i sistemi che noi abbiamo utilizzato fino ad ora e anche per un bel po' avanti sono deterministici. La televisione funziona così, funzionerà così perché il transistor del livello di ingresso dell'antenna funziona così e non è che domani mattina si mette a fare un'altra cosa, a diventare una bomba. Allora, la differenza è fondamentale. Che dico che all'interno di un rete neurale nessuno sa che cosa succede, perché si muta mano a mano che elabora, perché è un software, chiamiamolo così, adattativo. Quando parliamo di algoritmi lì, diciamo una sciocchezza, scusi il termine, l'algoritmo è per definizione un calcolo, quindi c'è un signore che ha definito il grafo di flusso del ragionamento e parliamo di sistemi esperti, per Dio, quando pensa che una linea di produzione della Fiat va avanti con non so quanti sistemi esperti, che un aereo con 400 persone a bordo va avanti con un sistema esperto, ma non è che il computer lì dentro domani mattina, ma la facciamo diversa, te l'ho programmato così ed è programmato così. L'intelligenza artificiale di cui stiamo parlando nasce nel momento in cui qualcuno ha sviluppato le reti neurali. Prima erano sistemi esperti, così si chiamavano. È opaca, però non sappiamo come funziona. Però abbiamo vissuto per decine di migliaia di anni senza avere la minima idea di come funziona il cervello umano, che è adattativo. Come si adattasse non avevamo la minima idea. Oggi abbiamo
grattato superficialmente la capacità del nostro cervello di adattarsi. Grattato, sappiamo ancora pochissimo. Noi sappiamo molto meno di quello che le persone pensano che le scienze cognitive sappiano. Viviamo in un mondo opaco. Il sistema adattativo che oggi si è aggiunto è un sistema adattativo che per noi è completamente opaco e tale resterà. Non vorrei essere pessimista, ma mi pare che siamo in un mare di guai. No, sono meno di quelli che pensiamo. Speriamo. È la novità che ci fa paura. No. Ma non sarà così. Ha fatto paura il treno, hanno fatto paura il telefono, cosa misteriosa, l'elettricità. Sono nate addirittura psicoterapie con l'elettricità, col flusso, con le cose. È un sistema nuovo che ha una potenza incredibile generativa, se no 5 società non varrebbero da solo come tutto il resto della società americana, di cui non abbiamo ancora le idee chiare dell'impatto che avrà nel tempo libero e sul lavoro, però sarà probabilmente di più di quello che oggi ci immaginiamo, come è successo nelle altre tecnologie precedenti. La grande differenza è che questa è una tecnologia trasversale, come l'elettricità, occuperà tutta la vita, da quando l'elettricità da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire. Sarà un impatto molto grande, infatti è stato sottostimato. Non è vero che Nvidia subito si sono accorti che era così importante. Avevano una fabbrica che era l'unica che faceva un microprocessore che poteva reggere questa massa enorme di dati e di potenza di calcolo. Ci ha messo del tempo a accorgersi e adesso è la società che vale di più al mondo. Ci vorrà del tempo, però è meno, come posso dire, spaventoso di altri momenti storici. La scoperta dell'atomica è stata più spaventosa perché non avevamo mai avuto un'arma di quella potenza e lì abbiamo imparato ad autoregolarci. Impareremo anche qua, e se d'altronde È bello avere a che fare con gli ottimisti. Se avete altre domande brevissime, il professore è disposto a rispondere in maniera brevissima prima che ci caccino dalla sala. E se no... vi ringraziamo. Grazie al professor Legrenzi. Grazie all'Ateneo Veneto. Grazie. E grazie all'Ateneo Veneto che ci ha ospitato.